Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo e Villauria Ecosystem Lamezia. Siamo nella giornata numero 19 del girone H di Serie B. Villauria in maglia verde fluo e pantaloncini neri con Di Maria e Azzarello a disposizione per la porta, poi Ingrassia, Di Simone, Cipolla, Cassata, Giannusa, Abisso, Orlando, Pecoraro, La Barbera e Badalamenti. Ecosystem Lamezia in maglia arancione e pantaloncini arancioni con Rotella e Zerbo a disposizione per la porta. Poi i giocatori di movimento sono Caffarelli, Caminero, Deodato, Celestini, Gagliardi, Gerbasi, Giampa, Toscavo, Pantuano e Patamia. Partita iniziata già da 30 secondi con il Villauria avanti lungo la fascia con Giannusa, problema che però è già uscito poca gente qui alla Pala Don Bosco di Palermo a causa della partita di calcio di Serie B tra Palermo e Frosinone che si sta disputando allo stadio Renzo Barbera. Si gioca tanto questo pomeriggio invece tra Villauria ed Ecosystem Lamezia. Entrambe le squadre hanno vinto nell'ultimo turno di campionato dopo aver subito 2 sconfitte di fila. Villauria che ha vinto a Casali del Manco 2-1, mentre l'Ecosystem Lamezia ha battuto le Messina per 3-2. Squadra di Beppo Carrozza è terza dietro Città di Palermo e Mascalucia, sempre nella zona promozione, quella delle prime 3 in classifica, mentre Villauria è settimo, è scivolato un po' date le sconfitte dell'ultimo periodo, un momento non molto positivo. La vittoria di Casali ha rilanciato la squadra allenata da Gallo. Subito la prima conclusione con il pallone che finisce sul fondo da parte dell'Ecosystem Lamezia, con la conclusione provata da Gerbasi.
Villauria che ottiene nuovamente il possesso del pallone e va dietro, cerca di inserirsi tra tanti avversari. Giannusa, il pallone finisce nuovamente tra le mani di Rotella, il portiere dell'Ecosystem. Ovviamente 20 minuti effettivi per tempo e i 5 falli a tempo, dopodiché si va al tiro libero, ogni fallo subito. Altra conclusione, stavolta deviata. L'Ecosystem Lamezia si prende il corner, la battuta andrà a Caminero. Battuta in mezzo con la respinta, poi la conclusione alta di Mantuano che finisce oltre la traversa, difesa da Di Maria, il portiere del Villaurea. La squadra palermitana adesso gira la sfera, sempre Giannusa, Cassata lascia dietro sempre per Giannusa, Cipolla, la difesa dei Lamettini, ancora Giannusa, legge in campo Betti Abisso, il capitano del Villaurea, va a chiedere palla, Cassata un po' troppo lontano secondo i compagni che non lo osservano. Giannusa dietro, ancora Cipolla, Abisso, tacco per Giannusa verso il centro con il sinistro, tiro respinto da un paio di giocatori, poi l'ultimo tocco è da parte di Celestini, c'è il corner anche per il Villaurea che all'andata ha perso questa partita 4-0, segnarono Caffarelli, Celestini e Mantuano tra i giocatori in campo dell'Ecosystem. Trasferta amara in Calabria quel giorno per il Villaurea fu il 5 novembre. Conclusione, un'altra, stavolta da parte di Cipolla, deviazione in angolo, ancora una volta per il Villaurea. C'è il vice capitano Cassata a battere, battuta sempre larga con Cipolla. Davanti a lui però c'è Gervasi che sale, lo rimonta Cipolla, l'ultimo tocco è da parte del giocatore del Villaurea, corner anche per l'Ecosystem. Battuta corta con il recupero da parte di Giannusa, allora riparte l'Ecosystem da dietro. Punizione per l'Ecosystem. Ci sono sia i Celestini che Mantuano. Vedremo chi andrà dei due sotto gli occhi della panchina di Antonio Gallo, quella del Villaurea. C'è Celestini che va corto, il passaggio per Caminero, la ribattuta di Giannusa e Celestini poi va dietro dal proprio portiere Rotella che lancia a lungo profondo dall'altro portiere, ovvero Di Maria, quello del Villaurea. Giannusa evita Gervasi e va dietro da Cassata. Cipolla, adesso Giannusa, Abisso nuovamente per Cipolla, il giro palla del Villaurea che vuole provare a sbloccare questa partita, autore del primo fallo del match, il Villaurea, con 5 minuti che già sono passati. Chiusura, pallone
pallone però regalato dai celestini, Mantuano non ce la fa a gestirlo con Giannusa, poi il fallo di Gerbasi e punizione per i palermitani. Giannusa, Cipolla per Giannusa, il passaggio per il nuovo entrato Badalamenti, gestisce un po' con la suola, poi si affida ad Abisso, si muove tanto Giannusa, poi calcia la risposta lì in area da parte di Rotella, mette fuori i celestini, corner. La battuta dietro, c'è il sinistro. Rimessa Ecosystem. C'è Caffarelli. Un po' di turnover in campo per Beppo Carrozza. Pallone buttato fuori. Già se ne sono andati quasi 10 minuti di primo tempo, già a metà della prima frazione di gioco tra Villaurea ed Ecosystem Lamezia. Partita che rappresenta l'anticipo di questa 19ª giornata. Conclusione di Celestini, 1-0 dell'Ecosystem con la botta da fuori di Celestini, 1-0. Si sblocca la squadra lamettina con il colpo del bomber, il colpo di Celestini che fa esultare la squadra di Beppo Carrozza. Gol numero 12 in stagione, il secondo consecutivo dopo quello al Messina. Sale ancora l'Ecosystem con l'angolazione provata da Caffarelli e la parata di Di Maria, e adesso i ritmi si alzano, anche perché il Villaurea vorrebbe rispondere. Di Simone, Badalamenti a fronteggiare Giampa, lui che ha trovato il primo gol stagionale contro il Messina. Tanta gioia per uno dei ragazzi con meno esperienza nella rosa dell'Ecosystem, nel reparto giovani. L'anticipo di Badalamenti, l'attacco da dietro da parte di Gagliardi, ancora Badalamenti, contro 2 il tiro, ribatte Celestini in fallo laterale e rimessa per il Villaurea. La battuta con la Barbera e Badalamenti a scambiare. Alla fine è il Lamezia a gestire il nuovo pallone. Caffarelli per Celestini, pallone lungo, arriva direttamente a Di Maria. La Barbera, Di Simone, nuovamente dalle parti di La Barbera, gran gol con l'Under 19 nel quarto di finale d'andata del suo Villaurea contro l'Itria, ma al Palacus, partita giocata domenica scorsa, che è protagonista anche in prima squadra, ma ancora nessun gol in stagione con la rosa a disposizione di Gallo.
e i celestini, lancio profondo, l'anticipo di Badalamenti, la stava lasciando dietro con la suola, poi va comunque dalla Barbera che la alza in maniera morbida, arriva alla fine l'intervento di Deodato, spintonato giù, jump e calcio di punizione per l'Ecosystem. Prima della vittoria con il Messina c'era stato il turno di riposo, poi quelle due sconfitte hanno un po' complicato il percorso nei piani alti della classifica. Prima ci fu l'8-7 subito in casa dell'Acri, un forcing finale che è arrivato soltanto a produrre il settimo gol e non a pareggiare, una sfida in cui l'Ecosystem ha tirato veramente tanto, creato tantissimo, è stata veramente sfortunata la squadra di Carrozza, e poi la sconfitta in casa contro il Mirto per 3-2, tutto rivitalizzato con un altro 3-2, ma stavolta a favore contro il Messina. Giannusa, Pozzolo, va dietro da Badalamenti che non evita i celestini, ancora Giannusa dalla fascia verso il centro, nuovo possesso di Simone. Villauria che non ha tantissimi spazi, adesso c'è il diagonale in avanti, il fallo di Deodato ai danni del proprio avversario, c'è il cartellino giallo per Deodato, il capitano dei Lamettini. Eravamo in zona pericolosa, sarà un calcio di punizione abbastanza interessante per il Villauria, quasi un tiro libero data la posizione centrale verso la porta. Alla battuta c'è Badalamenti, potrebbe esserci l'allungo corto da parte di Cipolla per Badalamenti. Vedremo un po' la scelta del Villauria alla ricerca del pareggio. Va Badalamenti contro Rotella, alla fine è stato soltanto a fintare lì Cipolla, neanche toccando il pallone. Con lo scudo Rotella, Badalamenti Giannusa verso il centro, il tocco decisivo di Deodato. Badalamenti verso il centro, allarga tutto dalle parti di Giannusa, pallone lasciato a Badalamenti, ci mette il piede in questo modo Mantuano per tornare dietro da Di Maria. Pallone che arriva in qualche modo a cassata. Cipolla Giannusa a puntare Caminero, sinistro in mezzo, in diagonale, Celestini a levar via, adesso Deodato se la cava molto bene, subendo anche il fallo, prendendosi il calcio di punizione il giocatore dell'Ecosystem. Caminero scambia con Mantuano, pallone regalato al Villauria, si cerca la conclusione verso la porta senza l'effetto desiderato.
Cipolla, Cassata, torna dietro da Giannusa, le finte contro i celestini, è sempre da capo la questione Villauria, squadra che sta tenendo di più il pallone ma si trova sotto nel punteggio. Il gol di Celestini segnato praticamente alla prima occasione utile, se non alla seconda, considerando la parata di Di Maria verso il secondo palo. Rimessa Villauria, la battuta affidata a Cipolla, cassata giù e c'è il fischio dell'arbitro. È stato commesso un fallo in attacco, o meglio una simulazione, con il cartellino giallo estratto dall'arbitro ai danni di Cassata. Si riprenderà con la punizione per l'Ecosystem Lamezia, la possesso palla di Caminero. Gerbasi, l'attacco di Giannusa da dietro, arriva anche Cipolla, Giannusa verso il centro, Celestini un po' disorientato a causa della presenza di tanti giocatori in zona. Alla fine Rotella gestisce e risolve lui. Meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, una partita che non sta avendo grosse interruzioni lungo il suo corso. Adesso Gerbasi, destro-sinistro, c'è l'intervento falloso, c'è il fischio dell'arbitro e c'è anche il time out a 5:05 dalla fine del primo tempo. 1-0 Lamezia, il gol di Celestini, il numero 12 in campionato. Nelle prime 2 gare di Coppa di inizio stagione non ha segnato, infatti tutti e 12 nel corso di questo girone H di Serie B. Villauria che ha provato a colpire, soprattutto cerca di affidarsi ai colpi di Giannusa, che a sua volta è il bomber del Villauria con 10 stagionali, lui sì che ha segnato in Coppa un gol al primo turno, oggi senza pesante per i palermitani, quella di Scalavino, protagonista sia in prima squadra sia con la Juniores. Adesso vedremo un po' come cambieranno le due squadre, almeno un minimo. Sirena si torna in campo con gli ultimi 5 minuti da giocare per questo primo tempo. Ecosystem sì nelle parti alte della classifica, ma in trasferta soffre un pochino di più. Nonostante tutto si trova in vantaggio, almeno per il momento. Cipolla, Giannusa a fronteggiare Mantuano, nuovamente Cipolla, Giannusa finta nel passarla in profondità, Cassata nuovamente dietro per Cipolla, Giannusa attaccato qui da Mantuano, pallone che scorre sul parquet del Pala Don Bosco. Cassata, Giannusa, contrasto col Mantuano, vincente per il giocatore in maglia arancione.
con più calma decisamente l'Ecosystem, ma è ancora lunga per poterla portare a casa questa partita. Gervasi da capo, dai Celestini, Caminero e Celestini da Gervasi, pressato da dietro, arriva Mantuano nuovamente da Celestini, Caminero, pallone sul destro, finta il tiro, ancora un po' in difficoltà, cerca lo spazio giusto, poi Mantuano per Celestini, la deviazione in fallo laterale a favore dell'Ecosystem. Raccomandazione a Giannusa intanto. Battuta la rimessa, Gervasi, non c'è un controllo buono. Allora si ritorna dietro con il Villauria nuovamente in gestione. Abisso, Cipolla, -3 1/4 alla fine del primo tempo. Giannusa lascia lì podevolmente a Abisso, se la cava comunque il Villauria. Vuole tornare al gol la squadra di Gallo qui in casa, dato il 4-0 subito per mano del Mascalucia. Nessuna opportunità di segnare, anche qui di conquistare il calcio di punizione. Gervasi largo, Mantuano, esce anche Di Maria, che poi si va a prendere il pallone nonostante un minimo di difficoltà. Ce la fa comunque il portiere del Villauria. Giannusa a puntare Gervasi che lo guarda in faccia. Giannusa, tiro deviato in angolo. La pressione visiva di Gervasi. Battuta affidata a Cipolla, dietro il tiro basso di Abisso, raso terra per Rotella. Caminero, obiettivo uscire in fretta per l'Ecosystem. Celestini, Caminero, uno dei tanti passaggi di Alvaro Caminero. Celestini impreciso del passaggio per Mantuano ed è rimessa Villauria un po' regalata, 1,35. Una sirena un po' più lunga per far rifiatare queste due squadre. Partita sbloccata da una giocata da fuori di Celestini. Per il resto, per la maggior parte del tempo, possesso palla Villauria, creando alla fine poco. Qualche minuto fa l'opportunità di Giannusa, che qui cade, avanza anche Cipolla, disturbato in angolo. Angolo che non c'è secondo i due arbitri. Anticipo di testa super di Badalamenti. Caminero e Celestini la fa viaggiare. Gervasi si spica un po' con il pallone nonostante nessuna pressione da parte
del Villauria, e Celestini un po' di spazio, la piazza, Gervasi in mezzo, esce Di Maria che la tocca in maniera efficace per evitare il peggio. A un passo dal 2-0 l'Ecosystem, anche a un passo dal tiro da 0 metri verso la porta. Lasciato particolarmente libero e Celestini lì. Qui invece cerca il lancio lungo con Abisso che la prende, la fa mandare fuori. 11 secondi. La Mezia vuole gestire fino alla fine del tempo, anche se questo pallone viene toccato dal Villauria. Giannusa non può mai tirare. Entro alla fine, infatti c'è qui la fine del primo tempo, 1-0. Ecosystem Lamezia, il gol di Celestini, ma tanto possesso da parte del Villauria, che però ha impegnato poco Rotella, il portiere dell'Ecosystem. Secondo tempo che inizierà tra meno di un quarto d'ora. Noi ci prendiamo una pausa, poi saremo sempre qui in diretta dalla Palla Don Bosco di Palermo. Di fatto il pallone ancora sui piedi di Lucera che si defila, calcia questa volta col sinistro, la palla si perde sopra la traversa, poi torna a farsi vedere in zona offensiva Lenna con questa palla che arriva al limite dell'area di rigore. C'è questo cross che arriva per la testa di Agudiacco, parata facile per Simone Marino. Al 26esimo palla recuperata da Caronia, forse con un fallo su Pellegrino. L'azione prosegue con Arcidiacono che imbecca al centro area Cocimano, intervento straordinario di Giuliano a togliere praticamente il tiro, ma passiamo al 38esimo, calcio di punizione battuto corto da Concialdi per Mendola, tiro deviato e corretto in rete da Simone Giuliano che si bissa, si ripete dopo il gol realizzato all'andata con la splendida rovesciata al 97esimo che regalò in quel caso il pareggio alla Don Carlo Misilmeri. Anche in questo caso è il gol che vale l'1-1, ma la gioia non durerà molto perché 5 minuti dopo, sugli sviluppi di questa azione sulla destra, c'è un cross messo al centro, contatto dubbio in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi, invece concede calcio di rigore e a pochi secondi dalla fine del primo tempo Angelo Caronia si presenta dal dischetto, la rincorsa felpata e poi il destro secco che batte Marino. Poi c'è questo calcio di punizione nelle battute finali. In qualche modo arriva nell'area piccola del Cus, traiettoria ad entrare di Ramacca che non trova veramente per centimetri la porta, allargato sulla fascia, prova, si salva un po', che cerca di metterla giù, ci riesce. Villauria che sta cercando di costruire presupposti per pareggiare, data la vittoria di Caselli del Manco per 2-1. Conclusione da fuori provata da Di Simone, la parata di Rotella in calcio d'angolo. Subito guanti scaldati per il portiere dell'Ecosystem. Pallone basso, c'è il tiro di Abisso, ancora Rotella, ancora a parare, riparte Gervasi, ripartono i calabresi con i celestini. Il pallone per Gervasi, c'è il tiro anche da parte sua con il piede di Maria, il fallo laterale. Subito 3 occasioni in questo primo minuto e mezzo di ripresa tra Villauria ed Ecosystem Lamezia. Pallone basso, Gervasi sfiora il palo,
sfiora il 2-1 per i lamettini. Presumibilmente secondo tempo che sarà più emozionante del primo, anche perché la posta in palio è maggiore. L'Ecosystem vuole raddoppiare, il Villauria vuole ottenere il pareggio e giocarsi eventualmente la vittoria. Primo fallo della ripresa commesso dalla squadra di Beppo Carrozza. C'è la punizione per il Villauria alla battuta, il capitano Abisso. Si sistema il Lamezia, Abisso corto, c'è il tiro di Giannusa che sbatte sulla pancia di Caminero, si è fatto un po' male il giocatore dell'Ecosystem. Ancora Giannusa cerca di crearsi lo spazio, Abisso, Giannusa fino in fondo ci riesce, la mantiene anche in campo, la tocca anche Gervasi che può andare avanti non proprio perché si deve fermare i celestini dall'altro lato, si muove Gervasi, corre e rincorre il pallone, adesso lo tiene dall'altro lato, eventualmente c'è Caminero ma preferisce tornare indietro in difesa. Caminero, l'attacco di Badalamenti che mette anche le mani sulla schiena del proprio avversario. Nulla di fatto per l'Ecosystem, si ritorna da Di Maria. Badalamenti cerca il tunnel, ci riesce su Caminero, rimpallo vincente, ha fatto tutto Badalamenti, trovato anche la risposta di Rotella, ancora Badalamenti dietro, Abisso cade contro Gervasi, nessun fallo, secondo l'arbitro si continua a giocare. Caminero, sale Mantuano a sinistra, si affida Caminero a Gervasi che fa ritornare il pallone lungo il parquet, pallone basso messo fuori, si cercava ancora una volta Gervasi. Altra rimessa per l'Ecosystem. Mantuano e Celestini, l'autore del gol, il bomber del Lamezia. Caminero, c'è il varco per servire Gervasi che dall'1-0 per l'Ecosystem oggi e a -2 dai Celestini come gol segnati, lui a 10, Celestini salito a 12. Pallone lungo di Rotella sul fondo. Iniziate intanto le altre gare del programma della 19ª giornata. Nel campo Mirto e Real Termini c'è anche Mascalucia Caselli del Manco e poi Messina Arcobaleno Ispica. Acri Città di Palermo inizierà alle ore 18. In questa giornata riposano sia il Monreale che il Drago Acireale. Mantuano riesce nell'1-2 con Caminero, ma il pallone si perde sul fondo. Abisso si perde un po', Gervasi nella mischia, Caminero, largo Mantuano, alzata morbida, arriva anche Giannusa, rimessa per l'Ecosystem che ha fatto entrare Caffarelli. Alvaro Caminero, ancora Caminero va incontro, serve Gagliardi, anche lui è entrato dalla panchina poco fa, è rimessa Villauria. Indicazioni da parte di Antonio Gallo dalla panchina neroverde. Pallone sul fondo. Cassata. Giannusa.
Schiatto, evita Caminero, ancora Giannusa, c'è il diagonale provato da parte sua, ma si mette in mezzo Caffarelli. La rimessa battuta da Giannusa, la finta da parte di Simone che prova a calciare, pallone spalzato alto fuori. Nuova rimessa per il Villaurea. Giannusa, Di Simone, lo punta Caminero, Badalamenti tra le linee per Giannusa che chiede scusa al compagno. Qualche parola tra avversari, Caminero e Di Simone. Mantuano sta riposando in panchina. Adesso il pallone viene gestito da Gagliardi, protezione di Badalamenti, si va verso il fondo. Badalamenti contro Gagliardi, Giannusa, scambio con Di Simone che la passa tra Di Simone, il gioco parte da lui, l'attacco di Celestini, Morbida ci riesce in profondità, la difesa da parte di Caminero dietro, Rotella ad evitare il peggio anche in questo caso. Pallone che scorre. Gagliardi col sinistro deviato vicino al palo e opportunità anche per Giuseppe Gagliardi nella classe 2002 dell'Ecosystem, e angolo con Caminero a battere, morbido, largo, colpo di testa di Orlando ad allontanare. E Celestini pallone morbido per Gagliardi, non ha opportunità di avanzare. Caminero con l'esterno verso Gagliardi, protegge, lascia l'infascia per l'arrivo di Caminero, ma lascia perdere dopo un po' perché il pallone finisce fuori. Giannusa avanti in mezzo, risponde Rotella, poi c'è il tiro e il gol di Cassata, il gol del Villaurea che pareggia i conti con Cassata dopo la risposta col piede da parte di Rotella. 1-1 al Pala Don Bosco, di nuovo parità come all'inizio. Ha pareggiato il Villaurea con Cassata. Vedremo adesso che partita sarà. Entrambe le squadre che vogliono vincerla. Giannusa
mezzo due avversari arriva e Celestini, Cipolla, largo Orlando, dietro gira palla il Villaurea, squadra abbastanza ostica da affrontare, tra l'altro matricola in questo campionato di Serie B. Con l'obiettivo della salvezza, al contrario, Ecosystem lotta per la promozione. Obiettivo che a questo punto della stagione sarebbe centrato, ma ancora manca un po' per finire la stagione. C'è anche il Messina che è a ridosso delle prime 3 posizioni, occupate da Città di Palermo, lo stesso Lamezia e la Mascalocia. Fermato Giampà, cerca di ripartire Cassata, l'autore del gol del pareggio per il Villaurea. Orlando, adesso Giannusa, attaccato un po' troppo tardi forse per rifugiarsi, infatti il pallone arriva dai Celestini che calcia su Di Maria. L'Ecosystem era in agguato, ha calciato con i Celestini, ancora Celestini, male il suo sinistro stavolta. Altro tentativo da parte del classe 91. Avanza così Giannusa, portandosela fuori però. Meno di 10 minuti alla fine. Anche nel primo tempo è stata una gara abbastanza scorrevole, senza interruzioni. Qui rischia un po' l'Ecosystem. Cassata, è arrivata lui quasi per magia. Giannusa, pallone che scorre e Celestini ad anticipare in questo modo Orlando. Ancora Celestini, sempre lui la mette fuori gioco. Cassata, rimessa per l'Ecosystem e Celestini largo dalle parti di Giampà che evita 2 avversari, anche il portiere, la porta è vuota, cerca il fallo da parte di Cipolla. Non è così e Celestini avanti, il tiro addosso a Cassata che chiede il gioco fermo. Si è fatto male il giocatore del Villaurea dopo il tiro di Celestini. Fair play da parte di Deodato. Lamezia che è un po' rammaricato dall'azione di poco fa, ma c'è stato Giampà che ne ha fatti fuori 2, poi anche il portiere mettendolo a terra. E Celestini poi ha calciato, ma addosso a Cassata. Riparte dietro l'Ecosystem. Giampà si ferma, poi il pallone viene ricevuto da Deodato, mette in mezzo Giampà di testa fuori, di un niente.
sembrava troppo fuori zona. Giampà, un colpire di testa è stato lo stesso pericoloso, ma a prescindere da tutto ha potuto fare il massimo in questa situazione. Meno 7,50. Cambio nella Lamezia, è uscito Caffarelli. Al suo posto il rientro di Mantuano, che prende palla adesso, e Celestini. Il passaggio di prima finisce in fallo laterale, quello di Giampà. Rotella profondo, colpo di testa di Giampà che c'è stato, ma probabilmente non se l'aspettava, perché uno era spalla alla porta, due è arrivato un po' all'improvviso quel pallone. Giannusa evita la gamba di Mantuano, poi si ritorna da Badalamenti. Giannusa riesce il passaggio, Giampà tocca il passaggio alla fine per Mantuano, davanti Di Maria che tocca il pallone di Cipolla, resta lì ancora, e il tentativo di Mantuano a un passo dal gol per l'Ecosystem. Passato dietro Celestini, mamma mia, sotto la traversa Fabio Celestini, un gol dei suoi, 2-1 per l'Ecosystem, che si riporta avanti con Fabio Celestini. Stava cercando parecchio il gol il Lamezia, lo ha trovato con Celestini. Time out a 7-2 dalla fine. Sigasel, Lamezia appena rientrato a bordo campo. Soluzioni da decidere per il Villauria, che ha 7 minuti per poterla pareggiare nuovamente ed eventualmente rimontare tutto. Celestini fa così 13 in campionato, questa è la sua quarta doppietta stagionale, se ne ha una contro il Messina, a Messina nel 4-4 della quinta giornata, doppietta anche contro il Città di Palermo e l'Acri, quest'ultima servita alla fine a poco per quel 8-7 subito. 7 minuti che mancano qui al Paladon Bosco, 2-1 per l'Ecosystem. Villauria che dal canto suo deve riprendere a far possesso, fare gestione per come l'ha fatto in quasi tutto il primo tempo e nella prima fase del secondo, praticamente nel percorso che ha portato al gol Cassata. E Celestini lungo lancio, la presa di Gerbasi e Celestini dietro, Caminero contro Giannusa, il pallone lo fa scorrere ma lo regala di fatto a Badalamenti. Giannusa Cipolla, Badalamenti, contro Gerbasi. Badalamenti lo sfida, lo supera, mette in mezzo verso Abisso, che non ha modo, possibilità di calciare verso lo specchio della porta. Caminero attaccato da Badalamenti, rischiando anche il fallo, non è commesso il Villauria in questo secondo tempo, uno solo invece per il Lamezia. Finito su Caminero.
punizione per l'Ecosystem. Gervasi dietro, conservando il pallone da Caminero e Celestini. Caminero, l'arrivo di Badalamenti, il passaggio è regalato per Giannusa. Badalamenti però commette fallo, viene anche ammonito il giocatore del Villauria. Cade nuovamente Caminero. Primo fallo della ripresa commesso dai palermitani. Si aspetta l'ok dei due arbitri per la battuta di questa punizione a favore dell'Ecosystem. Meno di 5 minuti alla fine. Gervasi se la allunga morbida, mette in mezzo Celestini contro Di Maria, che però la prende da terra. Orlando è uscita fuori e la panchina dell'Ecosystem ha apprezzato il pressing di Celestini. Dovunque in campo, sia in fase d'attacco che in fase di difesa. Gervasi giù contro la pressione di Simone. Giannusa in mezzo, risponde Rotello, il pallone entra 2-2 per il Villauria. Il gol del bomber Giannusa. Con un po' di fortuna il Villauria fa 2-2. Rotella che ebbe difficoltà anche nella trasferta contro l'Acri. Il pareggio del Villauria in seconda volta al pari la squadra di Gallo. A questo punto il finale sarà tutto da seguire. E Celestini stava per passarla a Caminero, che era abbastanza libero in fascia. Giannusa, viene chiesto il tiro deviato da Mantuano. Corner per il Villauria. Battuta dietro di Simone, evita Gervasi, il tiro respinto. Orlando Gervasi poi la mette fuori, dice l'ho toccata io per ultimo. Rimessa per i palermitani. Giannusa contro Mantuano. Mantuano gliela ruba. La rimessa però non è sua. Di Simone. Cassata nuovamente per Di Simone. Adesso Giannusa. Sembra voler essere il Villauria ad attaccare nel finale, ma c'è time out a 3:24 dalla fine. Riunione tecnica a bordo campo sul 2-2 e Celestini per il primo vantaggio della Lamezia. Il pareggio di Cassata, la doppietta di Celestini sotto la traversa. Giannusa a pareggiare per la seconda volta per il Villauria. Gallo da una parte, Carrozza dall'altra, per dare le ultime indicazioni nell'affrontare questo finale qui al Paladobosco, che alla fine si è un po' riempito nonostante
Palermo Frosinone allo stadio Renzo Barbera, sempre qui nel capoluogo siciliano. Lamezia che vorrebbe ottenere la seconda vittoria consecutiva, così come il Villaurea. Non proprio al momento giusto questa sfida tra queste due squadre, dato il loro ultimo momento, ma prima o poi, a prescindere, si devono affrontare tutte. Ovviamente non si può sapere prima il momento che andranno ad affrontare due squadre, nel momento in cui vengono stilati i calendari. Pallone lungo verso Orlando e Celestini contro di lui, spinge anche un pochino Giannusa, passaggio che arriva, si gira molto bene Cassata, è mancato soltanto il tiro, non si è trovato proprio davanti a rotella, però una bomba la poteva far partire da quella posizione. Caminero dietro per Mantuano, nuovamente da Caminero verso il centro, si ferma ancora Caminero, gioca un po' col pallone e si va a prendere la rimessa laterale. Celestini, Mantuano, Caminero e Celestini, 2:20 alla fine. Mantuano un po' incerto lì, Celestini da Caminero, ha rischiato un po', Caminero da fuori, non esce di molto. Con calma il Villaurea, anche se la voglia è quella di vincere. Adesso il Lamezia fa un po' di possesso in questo finale. Caminero basso per Di Maria, non tantissima potenza su questo pallone, conseguenza giustificabile date le fatiche di una partita che sta volgendo al termine. Cassata lascia a Giannusa, il pallone scorre, Orlando dall'altro lato a cercare Cassata che intanto si era fatto il campo. Quinto libero per l'Ecosystem Lamezia. In questo momento il portiere non c'è. Gervasi e Celestini. Caminero si va da Mantuano, il quinto libero lo va a fare lui e Celestini tira su Cassata che esulta. E Celestini, Gervasi accanto a lui, anche che Celestini da lì può fare male. Caminero largo da Mantuano e Celestini un po' più libero, vuole puntare alla porta, Gervasi in mezzo, leva via Badalamenti, pallone molto rischioso perché dentro c'era Deodato a calciare sotto porta e Celestini, Gervasi e Celestini, la pressione del Villaurea adesso con Orlando, si va da Mantuano con il destro, Deodato in mezzo, dai Celestini quasi, occhio perché non c'è il portiere per l'Ecosystem, Giannusa, Mantuano lo fa lui, proprio lui che ha sostituito Rotella come quinto libero e proprio Mantuano adesso ad avanzare con il tiro, con la punta di Mantuano, respinto, fallo di Mantuano su Cassata. Mantuano ne approfitta per ritornare in panchina a far ritornare Rotella in campo per evitare anche la munizione.
c'è il calcio di punizione per il Villauria, 30 secondi dalla fine. Ecosystem che ha rischiato tantissimo in questo finale senza il portiere Giannusa, cost to cost con gli avversari, sfiora il palo, sfiora il 3-2, la rimonta per il Villauria. Attenzione all'Ecosystem che ha spazio, Gervasi anticipato e scivolata in maniera magnifica da Di Simone, avanza Badalamenti ed è Celestini, mette fuori. 9 secondi, batte subito la rimessa Badalamenti, ma su Celestini, ultima azione, calcio da fuori Celestini, basso per Di Maria, è ormai finita, un secondo, spazza via Giannusa, ufficiale 2-2 tra Villauria ed Ecosystem Lamezia. Che partita, che finale con il Lamezia che ha rischiato grosso con la porta vuota, il quinto libero tra Rotelli e Mantuano, proprio Mantuano a proteggere la porta con il piede, ma il Villauria ha avuto l'occasione anche alla fine con Giannusa. Entrambe le squadre si portano soltanto un punto a casa, forse per il possesso meritava di più il Villauria, ma alla fine l'Ecosystem, da grande squadra qual è, al terzo posto in classifica, ha saputo rispondere ai colpi degli avversari anche nel primo tempo con il proprio bomber, e Celestini ha colpito alla seconda occasione utile verso lo specchio della porta. Entrambe le squadre si salutano in mezzo al campo. Villauria che così sale a 21 punti, rimane nella parte destra di classifica, un punto anche per l'Ecosystem Lamezia a 31, si avvicina al Mascalucia su A32, ma il Mascalucia ancora deve finire la propria partita contro il Casali del Manco. Squadre che si sono date battaglia per ottenere una vittoria qui al Pala Don Bosco. Molto bello anche il fischio da parte dell'arbitro alla fine per i saluti finali, gli applausi da parte del pubblico del Pala Don Bosco, che nonostante Palermo Frosinone è comunque arrivato qui, seppur in un numero non particolarmente gigantesco. I prossimi appuntamenti, Villauria che andrà a giocare in casa dell'Arcobaleno Ispica sabato 4 marzo, mentre l'Ecosystem Lamezia affronterà un'altra partita molto importante, quella contro il Mascalucia, uno scontro quasi al vertice con la squadra della Mascalucia, attualmente seconda in classifica. È tutto dal Pala Don Bosco di Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.